Eccoci, buonasera in onda con Screenshot, puntata dedicata ovviamente al discorso di Mario Draghi che si è presentato alle Camere. Da poco oltretutto è terminato anche il discorso al Senato. Vediamo in questi 2 minuti, riassumiamo quello che ha detto: giovani, donne, scuole, queste le parole principali, priorità del suo discorso, e poi le faremo commentare agli ospiti in presenza e via Skype. Una domanda che non possiamo eludere quando aumentiamo il nostro debito pubblico senza aver speso e investito al meglio risorse che sono sempre scarse. Ogni spreco oggi è un torto che facciamo alle prossime generazioni, una sottrazione dei loro diritti. È necessario investire in una transizione culturale a partire dal patrimonio identitario umanistico riconosciuto a livello internazionale. Siamo chiamati a disegnare un percorso educativo che combini la necessaria adesione agli standard qualitativi richiesti, anche nel panorama europeo, con innesti di nuove materie e metodologie, e coniugare le competenze scientifiche con quelle delle aree umanistiche e del multilinguismo. Infine, è necessario investire nella formazione del personale docente per allineare l'offerta educativa alla domanda delle nuove generazioni. In questa prospettiva particolare attenzione va riservata agli istituti tecnici. In Francia e in Germania, ad esempio, questi istituti sono un pilastro importante del sistema educativo. È stato stimato in circa 3 milioni nel quinquennio 2019-2023 il fabbisogno di diplomati di istituti tecnici nell'area digitale e ambientale. Il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna 1,5 miliardi agli istituti tecnici, 20 volte il finanziamento di un anno normale pre-pandemia. Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge. Richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi. Intendiamo lavorare in questo senso, puntando a un riequilibrio del gap salariale e a un sistema di welfare che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia e lavoro. Avete ascoltato quindi i passi più importanti. Alla mia sinistra con me c'è la direttrice della Fondazione MIZ, ovvero Istituto Tecnico Superiore Malignani, Ester Iannis. Buonasera per averci raggiunto qui in presenza, a distanza, perché sta votando o ha appena votato. Dovremmo collegarci con Tatiana Rojc, che è la senatrice del PD. Buonasera anche a lei, Rojc. Buonasera, non sto ancora votando, ma devo uscire dall'aula perché ci stanno per sanificare l'aula. Ah, quindi addirittura. Sì. Va bene, ok. Allora, inizio da lei, Rojc, perché magari avrà anche pochi minuti. Grazie. Le do precedenza. Discorso di Draghi, l'ha colpita? Molto, un discorso altissimo che ovviamente non si può che condividere, un discorso pragmatico, un discorso che ha toccato veramente tutti i punti critici del Paese, un discorso molto anche serio e molto puntuale, nel quale non possiamo che riconoscerci, perché questo momento del Paese ha bisogno di una persona serissima. Io ho avuto l'onore di partecipare anche alle consultazioni e ho visto una persona molto attenta e una persona che sarà capace di portarci fuori da questo momento così difficile che stiamo attraversando. Voi del PD avevate puntato un po' il dito inizialmente sulla questione delle donne, no? Magari poca rappresentanza delle donne, del 33% in questo governo, magari con qualche sottosegretario ce ne saranno di più, però oggi dal discorso che ha fatto vi ha soddisfatto? Parlando di parità di genere. Io devo dire la verità, ho sempre considerato
il discorso della parità di genere come un discorso che ovviamente non si pone neanche in discussione. Mi dispiace che le mie colleghe abbiano letto questa poca, ma non è poca alla fine, presenza delle donne nel governo, perché alla fine ci sono molte ministre, indipendentemente se sono del PD. Io penso che bisognerà considerare sempre le competenze, questo è nel contesto politico e professionale, ma dall'altra parte bisognerà però non dimenticare assolutamente che sono le donne, proprio perché per mancanza di servizi, a dover ancora scegliere da noi e più ancora al sud tra famiglia e lavoro, e questo nel 2021 è una cosa veramente inaccettabile. L'ultima cosa che le chiedo veramente, dopo so che deve andare via, lei ha puntato anche sulla questione delle minoranze, giusto? Certo, io credo che la nostra regione, con la presenza della comunità ovviamente italiana, ma della comunità friulana, tedesca e slovena, abbia tutte le peculiarità per intanto rappresentare ciò che è l'Europa, l'Europa dei popoli, ma dall'altra parte la necessità che venga finalmente ratificata la Carta europea delle lingue minoritarie regionali, nelle quali ovviamente rientrano tutte le nostre comunità minoritarie della nostra regione, e questo è sarebbe, oltre che un segno dopo il 92 di aver raggiunto un risultato, ma anche un momento in cui si darebbe e si deve dare un segno importante al discorso di una democrazia alta. Grazie Roice per averci tenuto compagnia in questi 5 minuti, adesso la lasciamo ai suoi impegni, anche a questa sanificazione dell'Aula. Grazie. Grazie molto. Bene, abbiamo sentito Tatiana Rojc, senatrice del PD, e lei ha letto, Iannis, un po' il discorso, anche sentito adesso quello di Draghi, cosa ha pensato? Quando l'ha letto? Allora, senza dubbio l'impressione è stata ottima, ottima per la semplicità con cui sono stati individuati i punti chiave, in modo particolare del mondo che mi è più vicino, ovvero quello dell'istruzione, educazione e formazione. C'è un passo che non è stato citato e che mi ha colpito e che vorrei riproporre. Sì. Laddove, dopo aver parlato di dovere di cittadinanza, nel suo discorso il Presidente Draghi sottolinea come sia necessario promuovere al meglio il capitale umano, aggiungendo subito dopo, declinando, la formazione, la scuola, l'università e la ricerca. L'aver centrato in questo termine capitale umano quello che veramente è al centro di un processo di rinnovamento, di ripresa e di recupero, e l'aver citato in successione tutti i vari momenti che costituiscono lo sviluppo delle competenze e delle attitudini, mi sembra che sia una cosa straordinaria, perché in modo implicito, almeno questo io ho letto, ritrovo che sia stato sottolineato come tutti i diversi percorsi formativi permettono alle persone di realizzarsi e di contribuire positivamente al successo che è economico, sì, ma è professionale, ma è personale. Senta, un altro passo invece che a me è rimasto impresso, visto che lei è rimasto impresso questo, credo che siano altrettanti due passi molto importanti, è quando dice stiamo facendo per i nostri ragazzi tutto quello che i nostri nonni e padri hanno fatto per noi. Lei, secondo lei, abbiamo fatto tutto per le giovani generazioni fino adesso, oppure ci siamo dimenticati un po'? No, è una risposta molto difficile. molto articolata. Molto articolata, però che affronta... Facciamoci anche un po' di autocritica. Affronta temi, diciamo, di visione, di scelte politiche, storie personali, e quindi possiamo rispondere guardando da diversi punti di vista. Io credo che i giovani non abbiano avuto da noi adulti quella visione lontana e positiva del loro futuro. Troppo spesso, a mio parere, come diciamo, mondo
intorno a loro abbiamo tolto speranze. Con questo non voglio dire che bisogna alimentare false speranze, però senza dubbio i giovani hanno bisogno di credere nella meritocrazia, nella possibilità di realizzare se stessi in modo serio e in modo libero. Questo secondo me è qualcosa che abbiamo fatto mancare loro e che invece penso alla mia giovinezza io avevo. Peraltro nel discorso di Draghi, rileggendolo, vi invito anche a rileggerlo, ci sono molti passi in cui dice noi tutti speranza e fiducia, ricostruzione, sono forse anche le parole fondamentali di questo discorso. Secondo lei, allora, se i giovani sono stati messi in secondo piano, la formazione a scuola sono stati messi in secondo piano fino adesso? Anche parlando, tutta questa discussione quest'anno che è avvenuta tra trasporti scolastici e i banchi a rotelle che avevano preso più importanza rispetto alla scuola in presenza o meno, secondo lei si è data maggiore importanza ad alcune cose rispetto ad altre? Diciamo che a mio parere il problema della ripresa della scuola e di un'offerta formativa complessiva che potesse rispondere a tutti i bisogni dei giovani non sempre è stata affrontata nella sua globalità. Quindi qualche volta ci si è più rivolti a immaginare un ambiente in cui i ragazzi potessero essere in sicurezza rispetto a un contesto che avrebbe permesso complessivamente la sicurezza dei ragazzi. Sicuramente la scuola è stata messa in una situazione, come tutti noi, non prevista e senza dubbio c'è stato uno sforzo enorme da parte dei docenti per far fronte a una situazione nuova, ma qualche volta le infrastrutture, immagino digitali, soprattutto questo. Ecco, non parlo di attrezzature, parlo proprio di infrastrutture. Sì, no, ma perché ci si è fermato sulle attrezzature e sui trasporti scolastici, che per l'amor di Dio, importanti anche quelle per evitare assembramenti, però c'è un altro modo per evitare gli assembramenti, è proprio la connessione digitale che manca in grande parte d'Italia, anche qua in Friuli Venezia Giulia, siamo una zona rossa dal vero punto di vista. È stato indicato recentemente che siamo molto indietro da questo punto di vista, quindi è un'occasione, uno stimolo ad affrontare queste problematiche. Serviva per svegliarci su queste tematiche, come lei ha detto. Pubblicità e poi non parleremo solo di istituti tecnici superiori, ma anche andremo a parlare di università. Dovremo avere in collegamento Valeria Filì, docente del diritto del lavoro dell'Università di Udine. Pubblicità. Nuovamente collegati con Screenshot, puntata dedicata ai giovani e alle donne, ma non casualmente, visto che c'è stato il discorso del nuovo Premier Draghi alle Camere, in cui ha puntato l'attenzione proprio su questi due tipi di settori, ovvero la formazione da una parte, quella dei giovani, e la parità a 360 gradi delle donne. Dovremmo avere anche Valeria Filì, docente del diritto del lavoro, se non sbaglio, dell'Università di Udine. Buonasera. Eccomi, buonasera a tutti. Qua vicino a me, non so se l'ha vista, c'è Esther Iannis, insomma, beato tra le donne, in questo caso sono in mezzo io e mi sento proprio beato tra le donne, abbiamo avuto anche la Tatiana Rojc prima, che è la senatrice del PD. Parto subito di nuovo da lei in questo caso, Filì, per chiederle se le donne fino adesso nel mondo del lavoro sono veramente tanto discriminate rispetto al resto d'Europa, qui in Italia. Esiste veramente questo gap da colmare, che va al di là della presenza magari di donne al 30% o al 40% all'interno di un governo? Sì, esiste, ne ha parlato oggi il Presidente Draghi nel suo discorso, sono dati conosciuti, dati di cui abbiamo la disponibilità da tempo e tra l'altro questa pandemia ha inciso in maniera molto forte proprio sulle donne. Le donne hanno rinunciato in molti casi a svolgere la loro attività lavorativa o l'hanno fortemente ridotta proprio a causa della pandemia, quindi già avevamo un gap rispetto alla media europea, l'abbiamo aumentato, invece che migliorare stiamo andando indietro. Un gap che è per quello che riguarda l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, le loro posizioni
nei vari livelli, nelle varie posizioni, in particolare quelle di vertice, e poi il gap salariale di cui Draghi ha parlato. Quindi confermo. Conferma, benissimo. Mi viene una curiosità da chiedere, non solo nell'ambito universitario, ma proprio chiedendo alla Ianni, insomma, questo gap si vede già nel mondo della formazione, per esempio nell'istituto tecnico superiore, c'è già questo gap, magari di poca presenza delle donne, perché si pensa che magari ci siano delle professioni strettamente solo maschili? Purtroppo noi lo vediamo... Perché parliamo tanto di salario, parliamo tanto, però inizia già da prima. Assolutamente, se noi guardiamo al futuro saranno proprio le professioni che richiedono forti competenze tecniche e anche digitali che saranno quelle che assicureranno maggiore inserimento lavorativo ma anche e soprattutto maggiori carriere. Purtroppo noi vediamo direttamente che prevale ancora un atteggiamento nelle famiglie e anche nei giovani e nelle giovani di differenza, di sottolineatura di una differenza di professioni che sono tipicamente maschili e tipicamente femminili. Nel nostro caso noi quest'anno abbiamo su 55 studenti dell'ambito meccatronico, ITS, una sola ragazza. Nell'ambito dell'aeronautica non abbiamo nessuna studentessa. Più facile l'accesso in altri ambiti che vengono considerati più creativi, più femminili, più alla portata. E questo è un peccato. E peraltro spezzo una lancia ai vostri confronti perché in fin dei conti chi si iscrive da voi è il 98%, credo, una media incredibile, per quello oggi ha posto l'accento Draghi anche che bisogna investire in queste scuole, il 98% trova un'occupazione subito dopo, quindi impensabile di questi tempi. E Filì ha sentito quello che ha detto Iannis, già si trova la discriminazione già prima? Sì, diciamo che sono fattori culturali, valoriali che incidono molto nelle scelte, quindi sappiamo che le opportunità occupazionali maggiori sono fornite dalle materie che sono materie diciamo più scientifiche, le cosiddette materie STEM e poiché le donne optano per altre soluzioni è chiaro che si crea poi un problema di carenza anche di donne in quelle posizioni. Quindi il circolo è un circolo vizioso che bisogna spezzare dall'inizio, quindi nel momento della scuola, andando ad abbattere quegli stereotipi che spesso determinano le stesse famiglie nel condizionamento delle ragazze. Detto questo, poi i problemi sono anche altri, perché ovviamente ecco, il Presidente Draghi ha fatto cenno alla parola welfare. È fondamentale perché il problema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro incide principalmente sulle donne, perché i figli sono considerati ancora un problema delle donne, non un problema della coppia. E lei ha posto giustamente l'accento sul problema lei ha posto giustamente l'accento sul problema culturale, perché se si parte già da lì tutto il resto è inutile andare a spendere, non inutile andare a spendere tempo, ma bisogna partire dalla radice, perché se i figli sono un problema, che le donne devono... Già il fatto che i figli sono un problema è un problema, se poi devono essere affidate solo le donne, dove sta scritto? Almeno nella Bibbia non credo ancora. Va detto però questo, il discorso di Draghi anche su questo punto è stato incisivo, è stato da accogliere molto positivamente, però vogliamo i fatti. Certo. Di parole... Diamogli il tempo, si è insediato da poco. Diamogli il tempo. No, certamente, però voglio dire, sono anche posizioni di cui abbiamo parlato molte volte, non ha fatto un discorso particolarmente innovativo, ha detto delle cose che stiamo dicendo da molto tempo e che tantissime donne a vari livelli, a varie posizioni dicono. L'investimento però dovrà essere concreto, perché investire sul welfare significa sgravare le donne di tutta una serie di adempimenti che spesso le costringono a rinunciare alle loro scelte di lavoro. Quindi un investimento sull'infanzia, sulla prima infanzia, il fatto che non ci debbano essere ancora oggi problemi nel collocare i minori quando la scuola non c'è.
Stiamo Certo. vivendo 3 giorni di vacanza di carnevale, faccio un esempio, ma molte famiglie sono sconvolte da 3 giorni di vacanza, Sì, sì. perché la scuola chiusa significa Guardi, risale a 15 anni fa, credo, 15 o 20 anni fa addirittura risale a questo, per permettere le vacanze invernali o la classica settimana bianca, me lo ricordo molto bene, solo che settimana bianca non l'abbiamo vista quest'anno, eppure continuiamo ancora a fare questi discorsi, 20 anni dopo senza progredire. Ci avviciniamo all'8 marzo, mancano 20 giorni, magari qualche iniziativa la farete, dico voi come docente. Certamente stiamo organizzando per l'8 marzo come Università di Udine, in particolare io sono la presidente del CUG, che è il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, un bell'evento, che è un evento che si concentrerà proprio su questa prospettiva, quindi abbiamo incrociato proprio il tema che ha citato il presidente Draghi, e cioè quello delle donne ai vertici, quindi andare oltre il soffitto di cristallo per dare degli esempi positivi alle nostre studentesse di donne che, nonostante tutto, ce l'hanno fatta. Yannis, ha sentito quello che ha detto la Fili, se ne parla da tanto tempo, è come progettare una strada, serve il progetto preliminare, definitivo, esecutivo, poi i lavori vengono fatti ma passano sempre 20-30 anni, che sia il momento giusto questo. Ma anche per riconsiderare le scuole, quindi ricollegandomi a tutto il discorso generale di questa puntata. Io credo che senz'altro siano diversi i soggetti che stanno affrontando il tema che io definisco dell'orientamento in generale, perché è evidente che non si può affrontare questo tema nel momento in cui si passa dopo il diploma, quindi in età già ormai adulta. È un problema che deve essere affrontato ancora nel momento della scelta al termine della scuola media e soprattutto va affrontato serenamente una riflessione che riguarda le opportunità di lavoro che sono disponibili, che devono essere coerenti con le proprie attitudini, i propri interessi e vocazioni. Però assolutamente bisogna superare una visione che ancora è presente di una scuola migliore in assoluto rispetto ad un'altra e non una scuola che è migliore perché risponde al mio modo di apprendere, al mio modo di guardare e di studiare. Manca un vero, Fili, e concludo con lei, manca un vero e proprio percorso poi nella vita che porti la donna e quindi anche l'uomo, insomma, l'aspirante lavoratore ad avere un vero e proprio lavoro. Abbiamo sentito l'eccellenza del MIZ in questo caso, però non c'è questo passaggio tuttora dal mondo della teoria alla pratica. Questo è il grande problema. C'è una grande precarietà nel mercato del lavoro dovuta a fattori molto complessi. Quello che voglio evidenziare è che abbiamo un'urgenza di dare delle risposte ai nostri giovani e alle nostre giovani, perché voglio segnalare un dato che è inquietante: la bassa natalità. L'Italia è un paese in cui non si fanno più figli e questo vuol dire sfiducia nel futuro. E questo si collega a tutto quello che ha detto lei prima, effettivamente. Dico che tutto quello che si collega a lei, quello che ha detto prima, la mancanza di servizi per l'infanzia porta poi i giovani a non procreare, questo è il grande problema. Non c'è un investimento verso il futuro. Alcuni dati recentemente sono stati proprio messi nero su bianco, cioè abbiamo un ulteriore calo delle nascite in un paese che già ha una denatalità spaventosa, e questo è un gatto che si morde la coda, perché guardate, bassa natalità vuol dire un welfare traballante, perché invece siamo un paese vecchio. Siamo un paese carico di anziani. Pensate che addirittura all'Università di Udine abbiamo costruito un progetto di ricerca e un gruppo di ricerca proprio sull'invecchiamento attivo. Quello degli anziani è un problema che dobbiamo risolvere in modo attivo, certamente, ma anche avendo più giovani che sotto tanti punti di vista tengono in piedi il paese. Grazie Fili per questo suo intervento, grazie mille e le auguro buona serata. E in bocca al lupo anche per la sua iniziativa dell'8 marzo a questo proposito. Grazie. Grazie anche a lei Yannis per averci tenuto compagnia tutta la trasmissione, ci rivedremo insomma, magari passando dalle parole ai fatti veramente. Assolutamente, grazie a voi per l'opportunità di riflettere su questi importanti temi che fanno parte della vita quotidiana. Esattamente.
ci vediamo domani, sempre solita ora, con voi telespettatori, sempre su Screenshot Telefriuli. Grazie, arrivederci.